Sono quasi 10.000 le vertenze pendenti alla Corte dei Conti, 115 soggetti citati in giudizio per danni a carico dello Stato. Tra questi ci sono i casi clamorosi che hanno contribuito a gettare ombre sulla sanità bellunese, dall'attività dell'ex primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Pieve di Cadore, Carlo Cetera, all'afferco di Villa Putti. Un danno alle casse dello Stato che la Corte dei Conti ha stimato in quasi 600.000 euro. Sotto la lente ci sono i conti ma anche le modalità di affidamento degli incarichi negli enti pubblici, quasi sempre di natura politica. In particolare per quanto riguarda l'amministrazione, onestà significa ad esempio intervenire nel variegato mondo delle società partecipate, contrastandone le deviazioni. Significa individuare in tutti i procedimenti i livelli di competenza e di responsabilità. Significa garantire l'adozione di provvedimenti tempestivi, imparziali e trasparenti. Significa ridurre fino a eliminare del tutto le sacche di impunità, vera o presunta. Significa contrastare con equa determinazione i privilegi delle caste. Significa ripristinare il senso di fiducia dei cittadini nelle proprie istituzioni. Il procuratore Scarano ha puntato il dito sui conti delle società partecipate, una vera e propria piaga perché compiono solo disastri. Il quadro normativo è cambiato, ma questi enti resistono, per dirla con il presidente della regione Luca Zaia, perché non si può pensare di chiuderle come si fa con l'interruttore della luce. Giuridicamente il percorso resta complicato perché continua a sussistere un vuoto amministrativo che il Parlamento deve colmare. Il problema è quello di riuscire a tutelare gli onesti e i capaci colpendo gli altri. Impresa difficile ma non impossibile. Dal 2013 la Corte è anche chiamata a pronunciare un giudizio sul bilancio della Regione. Al setaccio ci sono i conti dei gruppi politici per le spese di ogni genere. L'ipotesi di reato nei confronti dei gruppi consigliari regionali veneti al vaglio dei giudici contabili è quella di danno erariale.